buongiorno. La rete, il movimento ha espresso un miracolo. La signora Gabanelli, presidente della Repubblica Italiana. È straordinaria, proprio in sintonia col movimento. Io spero vivamente che accetti. Volevo dare un consiglio a Bersani, senza ironia, senza battute, seriamente. Potrebbe essere un punto di incontro. Voti la Gabanelli anche lei. Voti una signora che bene o male ha sempre fatto il suo lavoro, anzi, bene piuttosto che male. Ho telefonato a Di Pietro, non era molto contento, però la Gabanelli è una che non ha mai fatto inciuci con Berlusconi, un miracolo oggi. E poi è una signora. Sarebbe veramente un grande segnale. Quindi sì, qualcuno ha detto che potrebbe diventare con la Gabanelli la Repubblica delle manette. Chissà che non sia un'idea anche quella con cui ci potremmo togliere qualche soddisfazione. Quindi ci pensi, Bersani, ci pensi. E potrebbe essere veramente un inizio di una, chissà, collaborazione, può darsi, chi lo sa. Provi a votarla e cominciamo da lì. Poi vedremo dai rimborsi elettorali, legge corruzione, incandidabilità di Berlusconi e tutte queste cose che magari troveremo una convergenza, se non con lei, con i giovani del PD. Grazie per l'ascolto. Già immagino i titoli di domani, convergenza possibile tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, tra i giovani del Partito Democratico. Beppe Grillo parla di un'Italia di manettari, ho già fatto io il sunto. Allora ragazzi, volevo leggere un po' dei vostri commenti perché